Sono arrivati a Venezia dagli Emirati Arabi Uniti, dall'India, dalla Germania, dal Sudafrica. Sono rappresentanti di imprese, banche di investimento, holding finanziarie, società attive ad esempio nella logistica o nelle energie rinnovabili, ma sono soprattutto i delegati di realtà economiche disposti ad investire nella ZLS, la zona logistica speciale Porto di Venezia e Rodigino, detta Blue Gate. Siamo già andati ad Osaka in occasione dell'Expo e lì abbiamo incontrato, in 3 incontri specifici, abbiamo incontrato decine di imprenditori giapponesi che anche lì in quell'occasione ci hanno detto che sono interessati a investire in Veneto e in particolar modo nella Blue Gate. Quella di Santa Marta, all'interno dell'area portuale veneziana, è la prima tappa di una 3 giorni di incoming, come si dice in gergo, cioè di ingresso, in senso economico si intende, di nuovi investitori nella ZLS. Gli investitori vengono da noi per la ZLS, ma vengono da noi perché siamo il porto che ha 65 km di rete ferroviaria all'interno del porto, perché siamo un porto che sta lavorando con 1 miliardo di investimenti sull'accessibilità sia marittima, sia stradale, sia ferroviaria, e siamo un porto che ha una possibilità di mettere a disposizione tutti i collegamenti attraverso i nostri terminal, quindi un porto che ha terminal contenitori, che ha terminal rinfuse. Attraverso le sue agevolazioni, la ZLS nasce con obiettivi estremamente ambiziosi. Si stima infatti che possa portare tra Venezia e Rovigo quasi 2 miliardi e mezzo di investimenti e 177 mila posti di lavoro, con un incremento del 40% dell'export e dell'8,4% del traffico portuale. Di sicuro, perlomeno dopo anni di monocultura turistica, ha riportato a Venezia un dibattito su uno sviluppo economico solido, basato su industria, ricerca e commercio. Qui abbiamo un credito d'imposta di 80 milioni di euro in disponibilità delle imprese che vogliono venire qui, ma soprattutto la Blue Gate è uno strumento di semplificazione normativa, burocratica, amministrativa e di accompagnamento delle imprese a investire qui.